Buonasera telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley e benvenuti all'8ª puntata di Mega Intersport Sottorete, sempre qui al Mega Intersport di Citafiera Martignacco. E a farmi compagnia questa sera un ospite d'eccezione, Daniele Rapisarda, arbitro internazionale. Buonasera Daniele. Buonasera. E lo ringraziamo anche perché a mia memoria è la prima volta che intervistiamo un arbitro di pallavolo qui che ospitiamo un arbitro di pallavolo qui sulla nostra rete. E Daniele, sei un arbitro internazionale, però naturalmente non sei diventato subito arbitro internazionale. No. Com'è stata la tua carriera? La mia carriera è iniziata come tutti arbitrando delle partite a livello provinciale. Si fa il corso di arbitro di pallavolo, si iniziano ad arbitrare le gare di prima, seconda divisione, le giovanili, poi si prosegue nella carriera di arbitro regionale, eventualmente di arbitro nazionale. Ai miei tempi c'era anche la C1 nazionale, adesso c'è solamente la B2, il primo livello nazionale è la B2, e poi si arriva eventualmente in Serie A. E se si corrisponde ad alcuni canoni di età sotto i 41 anni e di rendimento si fa il corso internazionale. Se si passa anche il corso internazionale, gli esami non finiscono mai, si diventa arbitro internazionale. Tanto per dare un'idea anche ai telespettatori, a che età hai cominciato e a che età sei poi diventato un arbitro internazionale? Insomma, non sei una signora, possiamo anche chiederti l'età. Io ho iniziato ad arbitrare a 18 anni e sono arrivato internazionale, ho fatto il corso d'arbitro internazionale a 40 anni. Sono arrivato in Serie A, tornando un po' indietro, a 33 anni. Diciamo che sono sempre stato sul filo del limite per poter proseguire nella carriera. Diciamo che l'ideale per iniziare ad arbitrare, fare una carriera lunga, sono intorno ai 16-18 anni. Questo al massimo 18 anni. E quindi qui vince la classe arbitrale, vince la linea giovane, cosa che magari nella società è un po', meno evidente. Assolutamente sì, ci sono dei paletti stabiliti dalla Federazione Mondiale per quanto riguarda il corso di arbitro internazionale. Non bisogna aver compiuto i 41 anni. Ci sono delle preferenzialità a livello di carriera italiana, per cui generalmente a parità di rendimento il più giovane è preferito. E un'altra domanda, parli di rendimento, ma come si valuta il rendimento di un arbitro? E chi lo valuta? È una cosa spinosa questa, non saprei davvero da che parte cominciare. Ci sono delle figure che sono gli osservatori a livello nazionale e regionale, i delegati tecnici a livello di Serie A e i delegati tecnici europei per le gare internazionali che svolgono un'attività di controllo dell'attività arbitrale dell'arbitro di quella gara e fanno una valutazione che ha intrinseco un punteggio, il punteggio fa media e la media fa una classifica. Ci si gioca a volte parecchie posizioni per 1 centesimo di punto, 2 centesimi di punto, è molto competitiva la cosa. Un'altra curiosità, tu hai iniziato ad arbitrare perché spinto da qualche motivo particolare? Eri un giocatore e non hai potuto continuare la carriera, come mai hai iniziato ad arbitrare? Io giocavo, per fortuna della pallavolo giocata o sfortuna della pallavolo arbitrata mi sono infortunato e ho deciso di fare il corso di pallavolo. Dovevo stare fermo, di arbitro di pallavolo, dovevo stare fermo almeno 6 mesi, mi ero rotto i legamenti e ho detto approfitto di questo tempo, faccio il corso di arbitro di pallavolo, imparo qualcosa e poi continuo a giocare. In realtà ho continuato a arbitrare e non ho quasi più ripreso a giocare, quindi... questa è una curiosità che ho sempre avuto. Andiamo sempre spesso nelle palestre e vediamo naturalmente gli atleti allenarsi, ma un arbitro come può allenarsi al di fuori delle partite che ovviamente arbitra? Ci sono due fasi generalmente della carriera di un arbitro. La prima fase in cui l'arbitro deve assumere delle informazioni, vedere tante partite, vedere tanti palleggi, tante situazioni per crearsi quel bagaglio di esperienza che gli consentono poi di essere preparato a una situazione. Quindi si usa anche parecchio il video? No, proprio intendo proprio in palestra. Secondo me è migliore, nel video non si vedono molte cose. Perché la percezione è differente. Quante volte capita di vedere un fallo di doppia per esempio dal vivo e poi lo si rianalizza al video e non si capisce, non si vede più.
più. E l'arbitro si deve creare questo bagaglio perché non ragiona quando arbitra. Un arbitro quando arbitra vede un'immagine, la paragona a un'immagine che ha nella sua testa e decide se quella palla è doppia o non doppia, vari falli che varie situazioni che si possono verificare. In un secondo caso, in un secondo momento, l'arbitro quando ha questo bagaglio non ha bisogno di un allenamento fisico particolare, non ha bisogno di un allenamento dell'occhio particolare, ma ha bisogno di allenare determinate situazioni e lo può fare con un mental training, con un allenamento mentale. Faccio un esempio: se cambia il regolamento su qualcosa, sull'invasione della linea centrale, prima mettere la mano di là e fallo, poi non lo è più, non posso andare in palestra e dire mi fate 20 finte invasioni, perché mi direbbero cosa stai dicendo. Devo semplicemente immaginarmi tante volte quella situazione e ipotizzare la mia reazione, quindi che è quella di non paragonarla fischiare. poi nel momento Assolutamente. in Così cui quando si verifica poi sono mentalmente pronto e non rimango sorpreso e magari mi scappa un fischio che non dovrei fare o viceversa. Certo, ci sono delle doti naturali che un arbitro deve avere, una reattività particolare, una memoria fotografica? No, secondo me no, perché vedo che tutti siamo un po' diversi, parlando con le persone che mi sono più vicine, che fanno la mia stessa attività. Bisogna essere generalmente abbastanza sicuri di sé, bisogna secondo me avere una buona empatia con le persone, perché va bene la decisione, che possibilmente sia corretta, ma ci sono tante decisioni al limite che devono essere, usa una parola tra virgolette, vendute alle squadre, nel senso che se io vedo una cosa per la quale sono sicuro, devo riuscire a convincerti, non con le parole, anche solo con l'atteggiamento, con la mia sicurezza, con la mia presenza, con la mia storia in qualche caso, che la mia decisione è corretta. Passiamo un po' all'attualità, perché in effetti i giocatori a volte sono un po' ignoranti sul regolamento, qualche volta sfugge qualche dettaglio, sì. e spesso anche a livelli abbastanza alti, insomma, può succedere, sì, dai, sì, diciamo così. Sì. Quindi ti chiedo le novità di quest'anno, che non sono tantissime, però insomma vale la pena ricordarle. Assolutamente. C'è una novità tecnica. Una novità tecnica relativa che sarebbe che il libero può essere rinominato anche in seguito a espulsione o a scarso rendimento. Prima lo era semplicemente se si ammalava, realmente o fintamente, qualcuno si ammalava perché sì, teoricamente giocava male, lo facevano ammalare. In questo caso si può semplicemente dichiarare non gioca bene, lo voglio rimpiazzare, qualora la squadra ne abbia solo uno e non due, altrimenti è il secondo che prende il suo posto. La seconda novità è sulla disciplina, si torna parzialmente indietro, il cartellino giallo è l'avvertimento, il cartellino rosso è la penalizzazione, mentre fino all'anno scorso era il giallo la penalizzazione e il rosso l'espulsione. L'unica differenza rispetto al passato è che una volta io potevo dare, se ricordiamo la pallavolo di 8 anni fa, potevo dare 2 gialli, uno a un giocatore, uno all'allenatore della stessa squadra o lo stesso giocatore. Quest'anno il giallo, dato a un componente di una squadra, in realtà vale per tutti i componenti di quella squadra, quindi potrò dare un solo giallo per partita, per squadra. Per squadra. E poi si arriva alle penalizzazioni. Allora, vi chiederemo poi se siete stati attenti a queste novità e ora passiamo alle interviste che abbiamo realizzato nel dopo partita di Martignacco Porcia, Serie B1 femminile, un derby che è stato veramente avvincente con più di 2 ore di gioco. Vai con le interviste. Siamo con Sara Perrone della Domovip Porcia, sei rientrata da un lungo infortunio, intanto come stai? Bene, diciamo che sono stati 8 mesi di duro lavoro, però alla fine insomma ha dato i suoi frutti e adesso posso dire che sto bene, insomma sono contenta. Sì. Per voi è un po' un'occasione persa questa partita. Prima della partita cosa vi aspettavate, cosa avete trovato nel Martignacco? Noi eravamo già partiti comunque sapendo che avremmo affrontato una squadra tosta, perché comunque anche se finora ha perso ha dimostrato di saper giocare e star bene in campo anche con squadre che adesso sono nell'alta classifica, e quindi siamo venuti qui pensando di affrontare una squadra che realmente dopo si è dimostrata buona, molto buona.
In ogni caso la tua prestazione è stata positiva, hai sfoderato anche qualche colpo di esperienza, di giustezza, come la giudichi tu? Sei una giocatrice di quelle autocritiche? Beh sì, diciamo che per il momento ancora non sono soddisfatta, però capisco anche che magari ci vuole un po' per trovare di nuovo la forma e quindi pian piano spero di migliorare, insomma. La squadra, voi non siete ancora in perfetta forma, il tuo rientro, alcuni innesti nuovi, pensi che ci vorrà ancora un po' di tempo per entrare veramente in forma? Sì, credo di sì, anche perché abbiamo giocato poco insieme, non abbiamo fatto la Coppa Italia, appunto per il motivo degli infortuni, quindi anche lì sono occasioni perse alla fine per poter far squadra. Adesso è rientrato il centrale 2 partite prima di me, adesso sono rientrata io, quindi è come se avessimo appena iniziato, insomma. Siamo col coach della Domovip Porcia, Pierluigi Lucchetta. È la partita che vi aspettavate contro il Martignacco? Assolutamente sì, noi l'avevamo vista in video, sapevamo che è una squadra che difende molto, che lo combatte fino all'ultimo. Siamo stati noi che non siamo stati come mi aspettavo, nel senso che non so come mai, ma non eravamo in grande condizione fisica e questo si è visto negli scambi lunghi, abbiamo fatto fatica a reggere il ritmo loro perché difendevano tantissimo, quindi abbiamo pagato un po' da questo punto di vista, un po' di stanchezza, un po' di fiato negli scambi lunghi ci hanno un po' condizionato. Certamente comunque il merito della vittoria è del Martignacco che ha giocato veramente bene e se gioca sempre così, speriamo che giochi sempre così a questo punto anche contro le nostre altre squadre, ha meritato la vittoria. Il modo per contrastare appunto questo continuo rigiocare la palla del Martignacco poteva essere il servizio, che è stato incisivo proprio quando avete vinto il set. Si poteva fare qualcosa di più in questo fondamentale? Sì, per tutta la partita ho detto alle ragazze di forzare la battuta, a volte ci siamo riusciti, a volte no, però anche loro hanno cambiato spesso durante la gara, hanno cambiato i ricevitori, quindi hanno trovato il numero 10, adesso non mi ricordo il nome, che ha ricevuto molto bene, ha difeso l'anima, quindi diciamo che noi avremmo dovuto battere meglio, subire meno palloni corti, meno pallonetti, infatti quando abbiamo coperto maggiormente i pallonetti loro hanno avuto difficoltà e hanno fatto qualche errore di troppo, quindi diciamo che dal punto di vista tattico noi abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente. E poi abbiamo pagato un po' il fatto che alcuni atleti non sono ancora al 100%, sono entrati da poco e sia loro nella loro condizione, anche se hanno giocato abbastanza bene, e sia nell'amalgama di squadra, ancora siamo abbastanza lontani, a mio parere, dal vero valore della nostra squadra. E siamo ancora, secondo me, al 60-70%, quindi abbiamo bisogno ancora di un mese per poter dire di vedere in campo la squadra vera, la squadra diciamo che esprime il suo potenziale. Una vittoria importantissima per la classifica, per il morale, per tutto. Beh sì, sicuramente siamo molto contente e questo ci dà molta fiducia in noi stesse perché abbiamo affrontato squadre molto forti, quindi incontrare una squadra al nostro livello ci è servito, insomma. Parli di nostro livello, però comunque la lotta è stata dura. Abbastanza, molto, è stata difficilissimo, una squadra che comunque ha difeso tantissimo e noi non riuscivamo sempre a fare il nostro gioco e quindi quando si incontrano due squadre con lo stesso gioco è difficile riuscire a uscirne. Questa partita segna anche un po' un'inversione di rotta perché vi dice sì, possiamo farcela, possiamo anche fare dei punti. Avete avuto anche voi questa sensazione dal campo? Sì, assolutamente, ci ha dato questo input positivo e come ha detto Jacopo adesso abbiamo un mese intenso in cui possiamo fare punti e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Vorrei concludere dicendo che la tua prestazione è stata davvero capitano perché presenza in difesa incredibile. Grazie. Presenza in difesa, palloni pesanti giocati e davvero ti sei presa delle responsabilità. Sì, Jacopo vuole che ognuna di noi faccia questo in base alla propria situazione fisica. Oggi mi sentivo carica e quindi ho approfittato di sto momento. Siamo con Jacopo Cuttini, finalmente una vittoria che ha un sapore particolare. Beh, sapore particolare per tanti motivi.
diciamo soprattutto perché noi abbiamo bisogno di punti e sappiamo benissimo che quest'anno è durissima far punti, vincere contro chiunque quest'anno è dura, in modo particolare contro squadre ben attrezzate come la loro, insomma, perché loro hanno gente in campo di grossa esperienza che ha fatto anche la Serie A, quindi non è semplicissimo giocarci contro. Diciamo abbiamo fatto una grandissima prestazione, quello che ho chiesto alle ragazze. Da qui in poi non guardiamo in faccia a nessuno e proviamo, insomma, a guardare solo al nostro campo e vedere che tipo di prestazione possiamo esprimere. Avete portato quasi all'esasperazione, scusami, è un po' una battuta questa, però quasi all'esasperazione l'altra squadra, costringendola a rigiocare continuamente ai palloni. Eh beh sì, quella deve essere la nostra arma, lo è stata l'anno scorso quando gli attacchi erano meno alti e meno forti di quelli di quest'anno, ci abbiamo messo un po' di tempo per adattarci, abbiamo continuato a lavorare tanto in quella fase lì, in fase break, battuta muro, difesa, e pur non essendo altissimi, perché a muro comunque non siamo alti come le squadre avversarie, però siamo molto ordinati e molto volitivi e ordinati in difesa, e oggi si è visto perché le ragazze sono state veramente disciplinate dal punto di vista tattico, come avevamo preparato la partita l'hanno rispettato dal primo al quinto set, non è semplice, soprattutto nei momenti di difficoltà nella difesa ha fatto il resto. Anche Gio Scalettaris oggi assolutamente di sacrificio, faticosissima tra l'altro per un alzatore. Beh, chiaramente noi abbiamo detto prima, dalle nostre doti è la difesa, vuol dire che noi rigiochiamo tanto, ogni azione cerchiamo di prolungarla, 2, 3, 4 contrattacchi e quindi oltre alla squadra chiaramente che deve attaccare, difendere e attaccare, lei tocca tutti i palloni, quindi deve farsi grosse corse, deve essere sempre lì con la testa, non è semplice, siamo allenati un po' per farlo, oggi abbiamo attaccato per esempio 208 palloni, 30 più di loro voglio dire, quindi meno male lei ha dovuto alzare quasi 200 palloni, vuol dire essere sempre lì, essere sempre sotto palla, cercare sempre di arrivare sempre con lucidità, quindi diciamo che è stata molto brava. Un'ultima battuta sul prossimo turno, andate a Modena. Hai già visto questa squadra? Io l'ho già vista personalmente ed è una squadra che gioca un po' come voi, quindi rigioca molto. È una squadra molto forte, anche lei nella fase break, nella fase battuta muro difesa sono molto forti, forse un pelo più forti di noi anche in quello. Non abbiamo ancora chiaramente studiate nello specifico, le abbiamo viste nei video quando analizzavamo le altre squadre che abbiamo incontrato fino adesso, però in quello sarà difficile, ci vorrà ancora più pazienza perché penso che sarà come un po' giocare allo specchio, nel senso ci vorrà, come noi rigiochiamo 2, 3, 4 volte, loro faranno la stessa cosa, ci vorrà grossa pazienza. Dal punto di vista della condizione, nel senso che se prolunghiamo le partite 1 ora e mezza, 2 ore, non sono tanto timoroso perché la squadra comunque ha dimostrato anche oggi di esserci e spesso è meglio condizionata rispetto alle squadre avversarie che stiamo incontrando, diciamo. Quindi quando arriviamo al quarto, quinto set, qualcosina in più, anche l'anno scorso era così, qualcosina in più abbiamo. Vediamo se riusciamo a fare un'altra battaglia che io chiamo epica contro questa squadra qui fuori casa che sarà un bell'osso duro comunque.
6 gennaio 1995 rinasce il mito dei Piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i Piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori, dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menù alle più svariate idee di insalate, senza dimenticare le paste della settimana, per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i Piombi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia la salute dentale è ora accessibile a tutti. Ben ritrovati amici telespettatori, sempre qui al Mega Intersport del Città Fiera Martignacco, sempre con Daniele Rapisarda, arbitro internazionale, per parlare un po' di esperienze arbitrali e regolamenti. E una domanda molto ampia per te: qual è il tasso di discrezionalità che c'è nel giudizio arbitrale? Diciamo ci sono due tipi di decisione. C'è la decisione oggettiva, che poi dipende da alcune cose, la posizione, la luce, l'attenzione in quel momento, che può essere spostata verso uno o l'altro particolare, che potrebbe essere la palla dentro. Palla dentro è dentro, palla fuori è fuori, posso vederla bene o male, ma alla fine quello è, non si può discutere. La palla toccata, la palla che colpisce l'antenna, tutte queste cose sono cose oggettive. Poi c'è la valutazione dei falli tecnici. La valutazione dei falli tecnici è abbastanza soggettiva, non dovrebbe esserlo, ma dipende da tante cose, dalla storia tecnica arbitrale di una persona, di un arbitro, dall'evoluzione della gara, dalle squadre che si confrontano, perché chiaramente avere un determinato livello tecnico o non averlo, avere un livello omogeneo fra le due squadre o all'interno di una squadra, chiaramente può portare a delle soggettività. Se poi prendiamo il regolamento, un giocatore dice doppia, un giocatore non può toccare la palla due volte conseguentemente. Sembra facile detta dice, così. Vabbè, la prendo, la riprendo e doppia. In realtà poi ci sono anche i tocchi di palleggio in cui tocchiamo la palla teoricamente con 10 parti, con 10 dita, 8 della mano, e questi tocchi devono essere contemporanei. In realtà però il nostro occhio non è in grado di vedere questa frazione di secondo, perché non abbiamo un numero di frame sufficienti nel nostro occhio per riuscire a vedere se il tocco viene in maniera contemporanea oppure no, in una buona maggior parte dei casi. In altri casi la doppia è chiaramente evidente, mano mano. In questo caso ovviamente c'è la parte di discrezionalità ancora maggiore. Vediamo che su questo aspetto rispetto a qualche tempo fa si è un po' meno severi. Sei d'accordo su questa osservazione oppure è solo una sensazione che può avere anche lo spettatore e anche il telespettatore, direi? Sì. Si è un po' meno severi perché la pallavolo è cambiata, sono cambiate tante cose, non c'è più il cambio palla. Tornando ancora più indietro, hanno inserito anche un fondamentale che si chiama bugger, che qualche anno fa non c'era, e la pallavolo è cambiata. Lo scopo dell'FIVB, che è la federazione mondiale che fa le regole, è quella di renderlo un prodotto televisivo. Un prodotto televisivo è un prodotto in cui ci sono delle azioni di gioco avvincenti, delle azioni di gioco lunghe, e quello che si vede in televisione è quello che vale alla fine, perché se un evento mondiale ha 7.000, 10.000, 15.000 spettatori, di cui alcuni anche magari a 60 metri di distanza dal campo, e l'arbitro fischia una doppia perché la palla appena forse è uscita un po', che l'ha vista lui che a 2 metri e già a 5 non si vede, forse non è la via giusta per rendere questo spettacolo vincente. In questo senso sono stati fatti degli esperimenti anche cambiando il punteggio, per esempio nei mondiali under 23 mi sembra, soprattutto per gli uomini. Sul maschile specialmente si sono tentati magari degli esperimenti. Secondo te si andrà in questa direzione?
te lo Sì. chiedo proprio come una, diciamo, un vaticinio in qualche maniera. Non ho la Mettetemi sfera il di termine. cristallo, però diciamo che forse non sono la persona più attendibile, perché quando è cambiato il regolamento da cambio palla a rally point system io ho vaticinato no, torneranno indietro sicuramente, è un disastro, e invece ha avuto un grossissimo successo. Hanno fatto degli esperimenti finendo i 7-21, hanno fatto degli esperimenti mettendo un cronometrista che misuri al massimo 15 secondi fra la fine di un'azione e l'inizio dell'altra, per rendere il gioco più veloce, a un ritmo più veloce. Non lo so cos'altro inventeranno. Stiamo a vedere, dei idee in FWB ne hanno tante, e devo dire anche oggettivamente di successo, perché tutto quello che hanno cambiato fino adesso ha reso il gioco più usufruibile, più interessante. Credo che l'obiettivo sia riuscire a stare, sia adesso il problema principale sia proprio il tempo globale della gara, che dovrebbe, da quello che ho sentito secondo l'FWB, stare fra l'ora e mezza e le 2 ore. Però è arduo, non è semplice. È arduo anche prevedere proprio Sì, quanto durerà una partita. L'abbiamo visto nel derby, 2 ore e 20 per arrivare a un tie break con dei risultati tirati, sì, ma nemmeno tutti i set, quindi è piuttosto complicato. Un'altra domanda, sempre sulla doppia o non doppia, ci sono anche degli stili proprio differenti di palleggio, cioè Sì. delle scuole. Sì. Diciamo, mi riferisco per esempio a un tipo di palleggio un po' trattenuto, un po' alla beach volley, diciamo così, non così accentuato, però diciamo che si vede parecchio, si vede almeno che io mi ricordi da 3-4 anni, anche 5, si vede in giro per le palestre. Secondo te, quando è difficile per gli arbitri valutare quando si tratta di una trattenuta, quando... Torniamo al punto precedente. È difficile, ma un arbitro che si è preparato mentalmente alla fine è preparato a un'evenienza simile. È difficile parlare di palleggi non vedendoli. Certo, naturalmente. Diciamo che il regolamento dice la palla non può essere sollevata, trattenuta o spinta, che vuol dire tutto e il contrario di tutto. È complicatissimo già detta alla fine solamente così. Vuol dire tutto e il contrario di tutto. Proprio parlavamo di discrezionalità, proprio per limitarla probabilmente, anche se si parla di un giudizio da dentro o fuori, si è introdotto il video check. Cosa ne pensi di questa novità di quest'anno? Sì, in realtà è stata è stata usata già il 30 dicembre dell'anno scorso alle finali di Coppa Italia di 1 maschile, per le semifinali e poi per la finale. Io ho fatto la finale all'epoca e quindi ho avuto un contatto immediato con questa. A me non spaventa, diciamo, è un qualcosa che dà tranquillità alle squadre, che spesso hanno semplicemente la percezione di dove è caduta la palla, ma neanche loro si sono resi conto bene di dov'è, ed è un aiuto per loro. Non lo definirei un aiuto per l'arbitro, perché io non lo posso chiedere, altrimenti sarebbe troppo facile probabilmente. E diciamo che è qualcosa di straordinario vederla. Io l'ho usata sia da primo e lì non avevo lo schermo, sia l'ho vista da secondo, e in cui ho lo schermo ad alta definizione, si vedono i palloni, si vedono delle deformazioni, degli scivolamenti della palle che sono incredibili, che ad occhio nudo sono assolutamente invisibili. E mi ricordo in una gara particolare c'è stato un attacco di un giocatore, la palla io l'ho vista fuori, l'ho data fuori, questo giocatore che era il capitano ha chiesto il video check, i suoi compagni si sono arrabbiati, dico eufemisticamente con lui, gli hanno detto: ma cosa chiedi il video check che è fuori di mezzo metro e ci fai sprecare un video check? Perché poi non si può richiedere più se è sbagliato. 2 a set, quindi se si sbaglia si perde e si rimane con una. Certo. Guardando il video check la palla si deforma e tocca leggermente la linea, quindi loro stessi, tranne il giocatore che ha provato, secondo me un po' per gesto di stizza, a chiedere il video check, gli altri l'avevano vista tutti fuori, io l'avevo visto fuori, la macchina ha detto che era dentro. Quindi d'occhio umano
arriva fino a un certo punto. Anche perché sul maschile specialmente ci muoviamo a delle velocità notevoli. Poi a parte la velocità di palla è proprio la velocità del gioco, per cui sono tante cose da vedere quasi contemporaneamente e la fatica, il difficile è proprio saltare da una all'altra rapidamente. E un altro punto un po' controverso, non tanto credo per il regolamento quanto perché suscita sempre nel pubblico mormori vari, che è l'invasione a rete, l'invasione sotto rete. Ci vuoi aiutare? Così magari la finiscono di urlare alla fine di ogni... Una anche per sfogarsi. Mi rendo conto che sia difficile, la spiego così si capisce meglio. E farlo toccare la rete solamente quando la si tocca nella parte superiore, nella parte superiore, nella banda superiore della rete. Se la si tocca in altri posti non è fallo, a meno che non si interferisca nel gioco avversario. Quindi cosa succede? Succede che magari un giocatore può, dico come si dice in gergo, appendersi alla rete ma non sul bordo superiore della rete, e quindi è una cosa assolutamente plateale, visibile a tutti, e non è fallo. Poi magari un giocatore a muro tocca appena il bordo superiore della rete quando cerca di chiudere la sua azione di muro, tocca il bordo superiore della rete che nessuno vede tranne probabilmente l'arbitro e forse se ne accorge il giocatore, e quello è fallo. Mi rendo conto che dal pubblico sia complicato da riuscire a trovare un filo logico in questo senso. Stessa cosa poi per la linea centrale. Il piede è fallo quando è totalmente di là, sempre, mentre tutto il resto del corpo, se è di là ma non ostacola l'avversario, non lo fallo. Quindi paradossalmente metto un piede di là appena ed è fallo, sono disteso con tutto il corpo nel campo avverso, ma ho i piedi nel mio campo, e se non ostacolo il gioco avversario non è fallo. Mi rendo conto che sì, non è proprio noi però l'abbiamo detto, quindi agli spettatori che vanno in palestra a seguire le varie squadre non possono fare finta di niente d'ora in poi. Ti chiedo qualcosa che riguarda proprio la tua esperienza, e qual è la gara più complicata, più difficile, per quale motivo che hai arbitrato? Credo che nella carriera di un arbitro ci siano varie gare più difficili. Faccio un esempio, e sarebbe facile adesso dire la finale di Coppa Italia dell'anno scorso, gara secca, venivano dalle polemiche della gara 5 dell'anno precedente in cui sembra si sia chiusa con un errore arbitrale, quindi c'era un po' di tensione. Ma se penso alla mia storia, non è che, dico a caso, lo spareggio per andare dalla C2 alla C1 fosse meno importante. In quel momento era il massimo che io potevo raggiungere. Il playoff di B1, chi vince va in A2, era in quel momento il massimo che potessi arbitrare. Diciamo che la gara più prestigiosa può essere stata a livello italiano o questa o la gara 4 di finale scudetto, sempre l'anno scorso, a Piacenza. E a livello europeo ho fatto nel 2012 da primo arbitro la finale primo e secondo posto per il juniores femminili in Turchia. Non male, direi, non male. Si diverte un arbitro? Si diverte quando arbitra bene, quindi se ne accorge alla fine. E l'obiettivo è quello di finire con meno errori possibili, con le squadre tutto sommato soddisfatte. E quando arbitri sei concentrato in quello che fai e non hai, come giocatore insomma credo, e non hai tempo per pensare, alla fine fai il punto della situazione e decidi se ti sei divertito o meno insomma. E il pubblico influisce, oppure come dicono certi atleti, dicono quando entro in campo poi il pubblico non esiste più, però c'è pubblico e pubblico, voglio dire, certi palazzetti sono veramente infuocati? Ma io parlo per me, ripeto, non posso parlare per tutti. Certo. Io personalmente nel momento in cui salgo sul seggiolone o sono sotto, insomma, e parte la partita, ho tante altre cose a cui pensare che sinceramente mi dimentico di tutto. Quindi riesci comunque a concentrarti, focalizzarti? Sì, assolutamente sì, proprio entro una specie di trance agonistico, per cui veramente in quel momento per me l'attenzione è al 100%, 110% lì. Quello che succede fuori non mi interessa. Ricordo, parlo di 7-8 anni fa, ho fatto un derby che era a Gioia del Colle Taranto, a Gioia del Colle, in cui un'ora e mezza prima della gara al palazzetto c'erano già 2000 persone. Quindi per dire come era per preparare il riscaldamento, esatto, anche dell'arbitro. Esatto. Oggettivamente quando sono entrato sono rimasto un po' colpito da questa situazione. Poi sinceramente una volta entrato e iniziata la partita, sinceramente non
no, non sentivo proprio niente nessuno. L'ultima partita che hai arbitrato? L'ultima partita che ho arbitrato a Conegliano mercoledì scorso, Conegliano Urbino, da secondo arbitro. Non male anche questa, avrei voluto esserci anch'io. E chiudiamo proprio con un invito anche a qualcuno che vorrebbe fare l'arbitro. Come convinceresti un ragazzo o una ragazza a intraprendere una carriera come la tua, possibilmente? Beh, diciamo che poi uno su 1000 ce la fa, si può dire. Sì, forse anche di meno, anche uno su 500, non lo so. E diciamo che la cosa importante, la carriera poi dipende da tanti fattori, la fortuna, la possibilità di impegnarsi che uno ha, perché poi determinate cose, il lavoro, la vita ti portano a fare delle scelte. Sicuramente fare un corso di arbitro di pallavolo permette di conoscere altre persone, che a mio modo di vedere è sempre una cosa positiva, permette di imparare bene, almeno possibilmente bene, il regolamento, che da giocatore o da allenatore o da dirigente è sempre utile, e poi permette di cimentarsi in qualcosa che a me piace, che è sfidante, ti impegna, ti porta a migliorarti, ti porta a imparare tante cose, ti impara a relazionarti con delle persone, a gestire determinati eventi, dinamiche di gruppo, a superare il panico da palcoscenico. Certo. Io a 18 anni ero estremamente timido. La prima volta che sono salito sul seggiolone, avere quelle 20 persone che mi guardavano, già me ne sarei sceso e andato via. Piano piano mi sono abituato. Allora siamo proprio alla fine di questa puntata, non vi abbiamo dato i risultati ma volevamo approfittare della presenza di Daniele. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi e mi sa che ti toccherà tornare. Grazie Volentieri, ancora, grazie. Proprio tutto da Mega Intersport Sottorete, ci rivediamo tra una settimana. Ciao a tutti!